Io ho detto le cose in cui dobbiamo migliorare. Dopo performance eccezionali, al di là di ogni previsione, al di là soprattutto delle previsioni dei gufi tradizionali che evocano sciagure in ogni momento, soprattutto in quelli elettorali, il Veneto è andato benissimo. Quindi abbiamo fatto bene. Ci sono alcune cose che devono essere il nostro faro nel futuro. Uno, meno burocrazia. È una tassa occulta. Il cittadino è in buona fede per principio, chi ha fiducia nei cittadini non ha bisogno di tanti certificati, gli basta una dichiarazione, se poi la dichiarazione è mendace ci sono le pene. Secondo, migliore utilizzo delle vie informatiche, migliore utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione ad ogni livello. Non abbiamo avuto le sciagure, non abbiamo inventato colossi informatici che costano a regioni vicine alla nostra centinaia di milioni di euro, per fortuna, ma dobbiamo migliorare. Terzo, sviluppo verticale, almeno per quanto riguarda gli uffici. A noi non piace vivere nei condomini, vivere nei palazzoni, ma almeno gli uffici dovremmo metterli là, perché se ci sono 54.000 persone che arrivano ogni anno, da qualche parte dovremmo prometterle. Allora mettiamole nelle case tradizionali, ma gli uffici concentriamoli nei piani verticali, nelle più produzione di energia. Noi dobbiamo essere largamente autosufficienti, noi l'energia la dobbiamo vendere agli altri e quindi ho dato a disposizione che tutti i fattori di produzione di energia, anche quelli piccolissimi, anche i vecchi mulini, anche le piccole derivazioni numerose soprattutto sulle montagne, vengono adibite a produzione di energia. E infine più smaltimento, più impianti per lo smaltimento dei rifiuti di ogni livello, perché è una voce costosa il trattamento dei rifiuti e noi dobbiamo essere non solo autonomi, ma dobbiamo produrre anche di più, perché è un grandissimo business, soprattutto andando a prendere quella clientela di regioni d'Italia che non riescono a produrre alcunché, soprattutto sullo smaltimento, penso, delle cose, dei prodotti più sofisticati. E noi comunque non siamo in una situazione di crisi o di emergenza, ma dobbiamo prepararci ad essere autosufficienti per i prossimi 30 anni.